Pascolano lente le mandrie, ai tintinni si alternano i richiami dei malgari. Nella montagna si concentrano valori ambientali, naturalistici, geologici, storici, archeologici. Attraverso la transumanza si entra nella storia della montagna e si possono verificare e consolidare le nostre conoscenze. Ognuno di noi si immerge in modo personale. Il malghese o malgaro la guarda con i suoi occhi grandi, riconoscenti, mai disattenti. La transumanza diviene un'occasione per comprendere la montagna e riconoscere i suoi valori, i suoi ambienti singolari e preziosi. Una testimonianza eloquente in tal senso è rappresentata dalle torbiere di Marcesina. Camminando e ascoltando è possibile riconoscere ad ogni passo il messaggio della natura. Davvero vasto il demanio di boschi e pascoli. Tra questi spiccano quelli di Marcesina per la loro straordinaria bellezza. Entrare nella torbiera è un privilegio, per questo è importante farlo in punta di piedi per non disturbarla. Entriamo dunque nel cuore di questo mondo alpestre e neghese per scoprirne le meraviglie. Sembra una laguna. Si provano sensazioni indescrivibili, la solitudine è valore. Unico rumore è quello prodotto dai nostri passi procedendo fra le erbe e i rivoli d'acqua. Il terreno è molle, cedevole. Il regime idrico del suolo ha concorso a determinare le premesse per il formarsi della torbiera. L'assetto vegetazionale ed ambientale della piana è la somma di un'evoluzione che l'ha caratterizzata in modi molto diversi dalla fine dell'ultima glaciazione. L'evoluzione è dovuta all'interazione tra componenti quali posizione geografica, clima, natura e morfologia del terreno, con flora e fauna. Nella catena alimentare, la fauna è strettamente legata alla flora ed è strettamente dipendente dalla natura del suolo e dal clima. Oltrepassata la chiesetta di San Lorenzo, attraversiamo i pascoli. Il cotico erboso è denso. I bovini, brucando, lo mantengono radente al suolo. I fiori, ranuncoli, botton d'oro, genziane, non ti scordar di me, timo ed iperico, e questi sono solo alcuni, combinano bene i loro colori con il verde. Verso la fine dell'ultima glaciazione, circa 15.000 anni fa, i ghiacci si ritirarono, lasciando però conche umide limitate da morene, rese stagne da materiale argilloso impermeabile. In quest'area, ma pure in altre umide di Marcesina, esistevano dei veri e propri laghetti, riempitisi nel tempo di sabbia fina, che si amalgamava con i residui di organismi viventi nell'acqua, formando così uno strato di fondo semiputrido. Verso il 7000 a.C. subentrò un'epoca più calda di 3-4 gradi dell'attuale. I ghiacciai si sciolsero e l'acqua dei laghi straripò, provocando pantano tutt'intorno. La vegetazione allora era davvero rigogliosa. I residui vegetali morti si decomponevano parzialmente. L'ambiente impregnato d'acqua impediva l'azione decompositiva bisognosa di ossigeno. Incominciava così a formarsi la torba, stadio iniziale della trasformazione della materia organica vegetale in carbon fossile e costituita da resti vegetali che conservavano tutte le sostanze nutritive non essendo decomposti. Le torbiere sono straordinari magazzini naturali di nutrimento ed energia accumulatisi nei millenni, ma anche archivi formidabili di dati che ci consentono di ricostruire la vegetazione del passato. E con il passare del tempo l'azione di interramento dei laghi si completava e la torbiera cresceva su se stessa. Se ben guardiamo, la torbiera ci obbligherebbe a parlare ancora a lungo. Affascinante e complesso il meccanismo che le permette di autodeterminarsi e crescere di circa 1 millimetro all'anno. E con essa cresce anche il livello dell'acqua. E torniamo alla mandria. Le recinzioni che vediamo impediscono ai capi di bestiame di avvicinarsi alla torbiera, poiché sprofonderebbero. Allora ci spostiamo dall'area appena descritta e ritorniamo alla nostra mandria.
In primo piano, il valore dei pascoli di montagna. Bene, e queste mandrie, partite alla fine della primavera dalla pianura per arrivare fin qui nella piana di Marcesina, ora se ne tornano a casa. Capiscono quando è tempo di partire e, come ci raccontava nel precedente documentario Marino Pagiusco, malgaro doc d'estate e contadino appassionato, come ama definirsi lui, tutto l'anno, loro sanno tutto. Solo noi non capiamo quanto loro capiscono, quanto sono belle. La transumanza è stata la protagonista del precedente documentario. Il nostro andirivieni tra il paesaggio alpestre e la pianura ha permesso di documentare tanti bei momenti delle transumanti, delle maglie, dei malgari, con spaccati di storia, costume, tradizioni. Abbiamo fatto proprio un bel pieno di emozioni. Dei pascoli dell'altopiano abbiamo descritto le potenzialità. Le praterie di Bressanvido meritano la stessa ammirazione. Eccoci allora nella terra delle risorgive, dei prati stabili, paragonabili ad un tesoro. Vediamo un po' quale evento abbia organizzato il Comune e la Proloco, in collaborazione con Veneto Agricoltura e le associazioni della cordata territoriale Acqua Dolce Dolce Vita di Bressanvido e Bolzano Vicentino. Vediamo e sentiamo. È in corso, alla corte della fattoria Pagiusco, una tavola rotonda su Alla ricerca del marsone perduto, un progetto evento. È una scommessa sulla quale puntiamo molto, perché questo progetto nasce chiaramente con un'attenzione all'ambiente, nasce con delle motivazioni che vanno un po' a ritornare su quelle caratteristiche peculiari del nostro territorio, anche dal punto di vista della fauna ittica, perché i nostri corsi d'acqua, le nostre risorgive erano molto popolose di questo tipo di pesci, quindi pesci d'acqua dolce, trote, appunto scazzoni o marsoni come li chiamiamo noi, no? Ecco, e accanto a questo però si è giustamente sviluppata un'idea che deve andare un po' a coprire quelle che sono anche le esigenze di pubblicità del territorio, perché io credo che sia assolutamente fondamentale che un territorio metta in mostra quello che di bello ha. È una cosa obbligatoria, diciamo così, no? Tra virgolette. E allora questo progetto si inserisce in questa idea che deve portare ad un marketing territoriale e a mettere in mostra le eccellenze della nostra terra, eccellenze che valorizzino Bressanvido, valorizzino Bolzano Vicentino, perché questi sono i nostri valori, queste sono le nostre bellezze. Il territorio stesso sindaco è un evento, promuoverlo attraverso il marketing territoriale è ora un dovere. A tutto questo si affianca efficacemente l'opera del Consorzio di Bonifica Brenta. Presidente, ci siamo messi in marcia da tempo sulla strada dell'acqua per capirla e arrivare a monte di ogni discorso. Abbiamo documentato i territori fortemente caratterizzati, montani, dove nasce, e quelli che attraversa, vallini, manufatti strategici. Da Vicentino siamo arrivati nel Bellunese, in Trentino. Per stare appresso all'acqua bisogna correre quanto lei. Tutti ambienti, Presidente, che sono di grande interesse per voi. Perché? Di grande interesse per noi perché poco vicino a queste zone abbiamo il lago del Corlo. Il lago del Corlo è importantissimo, 45 milioni di metri cubi, è stato costruito per l'irrigazione in pianura e per produrre energia e sappiamo, voglio dire, che quando c'è carenza d'acqua, come quest'anno, dal fiume Brenta, dal lago di Levico o dagli altri corsi d'acqua, non ce n'è a sufficienza. Dobbiamo guardare avanti per cercare di costruire possibilmente proprio in quei territori, in quelle zone, tenendo in considerazione prima di tutto l'ambiente, perché l'ambiente ci è caro di tutti, ma cercare di costruire un nuovo invaso. Aiuterebbe a calmierare le acque, a rilasciarle nei momenti di bisogno e, perché no, se occorre quando ce n'è, produrre anche energia pulita. Sappiamo che avere dell'acqua è di aiuto anche all'attuale lago del Corlo o serbatoio del Corlo,
per rilasciare acqua nei momenti di bisogno, ma lo ripeterò sempre, per calmierare le acque. Perché, ingegnere, si alternano così frequentemente periodi di siccità alle alluvioni? Perché la terra non trattiene l'acqua? Non trattiene perché l'abbiamo cementificata dappertutto, andando a costruire dappertutto. Non trattiene perché le nevi si sono sciolte, i ghiacciai si stanno esaurendo. C'è tutta una serie di fenomeni, sia naturali che antropici, che vanno a condizionare l'andamento delle portate d'acqua nel tempo e per cui effettivamente si torna al ragionamento di prima. Certo, Presidente, che il risparmio d'acqua, l'attenta gestione, la ricarica che abbiamo documentato a Schiavon e a San Drigo sono l'esempio concreto dell'opera preziosa svolta dal Consorzio. Che il Consorzio si sta molto adoperando su questa strada, mi permetto di dirlo sempre con molta semplicità, perché abbiamo iniziato ancora più di 6 anni fa, 5-6 anni fa, abbiamo vari ettari di terreno che ricarichiamo con acqua che arriva dal fiume Brenta, perciò acqua pulita, ma soprattutto una cosa, è un'acqua che c'è nei momenti veramente di abbondanza, perché altrimenti non si ricaricano le falde quando c'è poca acqua, sia in Brenta sia in altri porti. E siamo ai saluti, Presidente. Un saluto a tutti i telespettatori e un grazie in particolar modo a voi. Nei giorni della transumanza che hanno coinvolto migliaia di persone alla corte della fattoria Pagiusco, dove noi ora ci troviamo, la tavola rotonda dal titolo Alla ricerca del Marson perduto ha dimostrato quanto sia importante l'entusiasmo, il campo di operatività come quello della creatività. Occorre crederci, è un dovere crederci. A noi è sembrato che adesso cominciamo a parlare di queste terre di risorgiva, questi nostri comuni che già con la transumanza si sono accorti di avere una profondissima identità, hanno altre identità che possono poi diventare identità che arrivano fino a portare al mercato alcuni prodotti e quindi a dare opportunità di reddito ad aziende e a lavoratori. Quindi era nel nostro progetto iniziale, non è nato come un progetto di conservazione, l'obiettivo finale non è tanto quello di fare del pesce da ripopolamento per funzioni ambientali e così via, era proprio di creare un prodotto. Basta solo che pensiamo qui a pochi chilometri cosa si è fatto con il baccalà, quindi con il merluzzo, una roba che ti viene da migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Qui stiamo parlando di un prodotto del territorio. Qual è il pesce con cui il nostro territorio si identifica? Questo pesce è il Marson, lo scazzone, e quindi da questa idea siamo partiti e ci siamo posti la domanda: ma si può allevarlo visto che finora non l'ha fatto nessuno? E per fortuna i tecnici del centro ittico di Valdastico di Veneto Agricoltura hanno mostrato con intelligenza che si poteva, e dalla fase di laboratorio siamo passati alla piccola scala, dalla piccola scala quest'anno siamo passati alla scala di itticoltura. Hanno passato molto bene questo primo anno e adesso nel giro di alcuni anni si potrà arrivare alla scala commerciale. Non arriveremo mai alle migliaia di tonnellate, ma non è quello che vogliamo, cioè vogliamo delle produzioni che siano necessariamente di nicchia, che vengano prodotte e consumate nel territorio, attirando nel nostro territorio un turismo che sarà un turismo completamente diverso. Bressanvido non è un paese a vocazione turistica, ma noi siamo pronti ad accogliere, così come accogliamo le migliaia di persone della transumanza, ad accogliere tutto l'anno delle persone che vengono qui per dei motivi precisi, per farsi una bella camminata, un giro in bicicletta, lungo i nostri fiumi magari farsi anche qualche giro un domani e alla fine consumare un piatto territoriale, il Marson delle nostre risorgive. E ci immaginiamo, Giustino, questo territorio come una sorta di puzzle, le cui tessere si stanno combinando al meglio. Tutto concorre a rendere esplosivo sul piano delle opportunità il progetto. E sentiamo allora un diretto interessato, Silvio Nardi, titolare dell'Acquacoltura Brenta di Bressanvido. Beh, innanzitutto presentaci questa realtà. Noi siamo un'azienda agricola nata circa 40 anni fa, la gestiamo io e mio fratello Paolo. È nata questa attività allevando trotte, in particolare questo sito produttivo è dedicato all'avanotteria, che praticamente sarebbe una
un luogo dove svezziamo le piccole trote, cominciando dalle uova. Ripeto, crediamo in questa avventura, ci fa piacere, ci farebbe piacere che ci veniste a trovare presto per farvi vedere anche praticamente, ecco, come questi lavori si svolgono. La sperimentazione procede a dovere? Ce lo auguriamo, ci stiamo mettendo tutto l'impegno, siamo affiancati da una cordata di persone molto importante e ce la metteremo tutta. Si possono già fare dei bilanci? È ancora un po' prestino, ecco, per fare delle promesse. Noi ci auguriamo che con la primavera di quest'anno riusciremo a ottenere le uova dai primi marsoni nati in cattività, che è una cosa molto importante. Io credo che per un risultato valevole da un punto di vista economico si dovrà aspettare all'incirca dai 4 ai 5 anni. Se le risorgive sono la risorsa del territorio, la pazienza è la forza di chi, come voi Silvio, imprende con puntiglio, coraggio, competenza ogni giorno in un settore che merita di essere conosciuto e che conosce a sua volta nuove frontiere imprenditoriali. Il titolo, peraltro, della tua relazione, guarda caso, era proprio Nuove frontiere dell'imprenditoria agricola. Riprenderemo in mano molto presto la realtà affascinante e complessa dell'acquacoltura. Vedremo cosa c'è dietro ad un pesce d'acqua dolce. Scopriremo che c'è un mondo. Mi appassiona l'idea di navigare non solo nei territori, ma anche nelle acquecolture della nostra regione. Alla prossima, Silvio. Buona domenica da tutti noi di Dimensione Civiltà, dagli ospiti intervenuti in questa puntata e dalla storica cantina Colli Vicentini di Montecchio Maggiore con i suoi 1300 soci. Annata molto interessante per la cantina. È autunno. Gli enologi dirigenti ci confermano che la qualità dei vini sarà alta. E sembra ieri, quando andammo a documentare la fioritura delle viti. Passiamo dai profumi dei fiori ai profumi dei vini in fermentazione, al gusto dell'uva, che quest'anno ci sta dando parecchie soddisfazioni, anche se è stata un'annata difficile, però dobbiamo iniziare a convivere con questo, come avevamo già detto, con questo cambio climatico e l'agricoltore ha l'intelligenza per mettere in atto tutti gli studi che si stanno facendo, che sono stati fatti anche in più zone del mondo, dove le caratteristiche di siccità o di piogge concentrate si sono già verificate, quindi i nostri agricoltori questo passaggio di cultura e di scambio di informazioni lo facciamo tra i nostri agronomi e loro, e tra loro i nostri agronomi, perché tutti hanno da insegnare in questo campo. Il nostro balcone informativo ci consente veramente di comunicare con la gente. Sì, quello che voi fate è un messaggio e noi rimandiamo a venire a conoscere le zone e approfondire, perché la cosa importante è la curiosità. Quando si è curiosi si scoprono anche belle emozioni, belle persone e bellissimi territori. Noi stiamo vedendo che tutto sommato va bene nel nostro settore, per la nostra azienda sta andando bene e forse raccogliamo un po' i frutti di tutto il lavoro che abbiamo fatto in passato e anche quest'anno. Adesso, come dicevo, abbiamo dell'ottimo tempo per la raccolta, qui finisce il ciclo in campo, resterà poi quello ancora in cantina, ma lì siamo al coperto, siamo più tranquilli, non abbiamo le intemperanze del tempo da dover subire, quindi siamo abbastanza soddisfatti di questa annata, credo che sarà un risultato ottimo. Chiudiamo il balconcino della civiltà del bere per questa volta. Lo riapriamo settimana prossima e stiamo preparando delle piacevoli sorprese nelle terre del Durello, vedrete. Per finire proprio in bellezza bisogna augurare alla salute per Bacco, naturalmente, e sentimenti divini. Garantisce Colli Vicentini.
Nella diocesi di Vicenza, come altrove, parecchi centri rurali presero il nome di San Vito, come San Vito di Bassano, San Vito di Leguzzano, San Vito di Brendola e altri ancora, località dove i monaci benedettini avevano loro diramazioni. San Vito divenne uno dei santi più familiari all'ordine benedettino e dette il nome a molte località, al primitivo monastero dei Benedettini in Vicenza, presso la tomba di San Felice Martire e a Bressanvido, fondo primario dell'abbazia vicentina. Non si sa come fosse chiamato il paese prima della venuta dei Benedettini, si sa per certo è che nell'epoca romana la città di Vicenza formava un municipium e che il territorio della provincia era diviso in tanti vici, ossia villaggi, ville, centri abitati dal contado, da qui contadino. L'attuale via Roma, che stiamo vedendo, si chiamava Via Villa, proprio per conservare l'antico nome del paese. E ciò è attestato in molti documenti del tempo medievale e moderno, riguardanti il territorio bressanvidese. I monaci benedettini furono gli organizzatori della prima bonifica del paese. Il Barbarano, nella sua storia ecclesiastica, scrive: il castello di Bressanvido del 1191 era dei monaci. Certamente non l'abitazione dei monaci, ma solo un mezzo di difesa dalle invasioni barbariche, allora molto frequenti. Non sono invece molto documentate le condizioni civili ed economiche del paese, prima della venuta dei Benedettini. Queste terre erano ritenute possesso pubblico, donate dagli imprenditori in parte ai vescovi, in parte ai monasteri, in parte a persone private che prendevano il nome di feudatari. I feudatari a loro volta le davano in custodia e lavorazione ai loro clienti, che si chiamavano vassalli, esigendo da loro la decima o altri segni e pegni di dipendenza. Era il sistema feudale. E non si può dire che non ci sapessero fare. Un primitivo sistema, direte. Ma tornando, anzi restando sempre nella terra delle praterie e delle risorgive, sentiamo ora Michela Menegus, responsabile del macroprogetto territoriale Acqua Dolce Dolce Vita. Il ripopolamento dei pesci d'acqua dolce, in modo particolare lo scazzone e il marson, cui è dedicata la tavola rotonda svoltasi sabato 30 settembre presso la fattoria Pagiusco ed inserita in un palinsesto dei lavori che ha avuto come motore centrale la transumanza, alla quale abbiamo dedicato molto spazio nella precedente puntata. Il ripopolamento dei pesci d'acqua dolce, competenze professionali necessarie all'evoluzione e al rafforzamento dell'indotto in questione e una ristorazione nonché accoglienza e ospitalità slanciate potranno connettere un mosaico sorprendente, questione di tempo. Innanzitutto bisogna dire che il primo input che ci ha spinti ad accogliere la sperimentazione nei territori di Bolzano Vicentino e di Bressanvido è stato questo, un input di carattere scientifico per il ripopolamento dei corsi fluviali in primis e per l'attività ad uso commerciale, appunto per dare un'incentivazione alle nostre imprese del territorio. Di cui poi è partita una serie di progettualità che ha investito anche l'ambito culturale, ambientale, piuttosto che sportivo, piuttosto che anche agroalimentare e enogastronomico. Abbiamo messo in piedi una cordata di enti territoriali, penso la prima cordata tra pubblico e privato, quindi 2 comuni, Bolzano Vicentino e Bressanvido, 2 proloco, Bolzano Vicentino e Bressanvido, un'associazione culturale di Bolzano Vicentino che è Bolart e il comitato risorgive di Bressanvido. Abbiamo coinvolto un acquacoltore di Bolzano Vicentino e uno di Bressanvido, quindi pubblico e privato, cultura, amministrazione e anche il sociale. E vediamo un po' con Fabiana Bilò, responsabile del progetto Scazzone per Veneto Agricoltura, le particolarità di questa specie autoctona. È una specie autoctona nelle nostre acque. Ci è stata lanciata questa sfida di poter riprodurlo, una cosa nuova nel settore per poter rispondere alle necessità dei ristoratori. Quindi nel centro ittico di Valdastico abbiamo avuto una prima popolazione selvatica. Attraverso questa popolazione siamo riusciti ad avere delle uova, a svezzare gli alevini, riuscire a dargli alimento particolare e abbiamo avuto i
e gli avanotti, i piccoli marsoni. Questi in questo momento si trovano una parte del centro idrico valdastico e una parte è nelle 2 trotticolture che si sono offerte per continuare con questa prova. I fratelli Paolo e Silvio e anche la trotticoltura di Assia. E la sfida è tanta perché da un circuito chiuso a una zona di valdastico, un progetto sperimentale, siamo passati a un sistema all'aperto dove le acque devono correre, dove deve aumentare la densità di popolazione e le prove sono andate molto bene quest'anno, quindi si continua. Si fa sempre più appassionante il viaggio nelle terre delle risorgive e delle acquacolture ed è solo incominciato. Un mondo complesso, articolato, il mondo dei pesci di acqua dolce e di quel tosto di un marsò. È importante capire la vocazione della terra. La fertilità ha richiesto un tempo immenso per la sua formazione, eppure l'uomo ha il potere di distruggerla in pochi anni, nella maggior parte dei casi per ignoranza, senza capire che la natura ha già operato scelte e remotissime. Sicuramente vi sono profonde ragioni se un dato posto appare coperto di manto forestale oppure da praterie. Le piogge possono provocare alluvioni catastrofiche per non essere state regimate dai boschi, e così i venti possono asportare tutta la terra che, aratra, era invece prima protetta dalla cotica erbosa delle praterie. L'intervento dell'uomo sul terreno deve essere sempre prudente, sia perché il terreno è la base della sussistenza umana, sia perché le leggi che regolano l'evoluzione del suolo non sono del tutto conosciute, per quanto si pensi di sapere tutto su di esso. Ebbene, dovremmo invece dire il suolo, questo sconosciuto. Il nostro viaggio era partito dalla piana di Marcesina di Enego, il paese più orientale dell'altopiano, dove abbiamo potuto ammirare il solitario manto erboso coronato da abeti dagli ampi rami che lambiscono il suolo e la torbiera. E poi, in pianura, ci siamo immersi nelle praterie bellissime e fresche acque delle risorgive. E qui finisce per questa volta il nostro viaggio. Ma anche qua giù, come lassù in altopiano, ci sono loro, le signore delle praterie. Le mandrie pascolano lente, i loro tintinnì sono musica per i nostri orecchi. Ma ora è giunto proprio il tempo di dirvi a tra 7 giorni qui.